Benvenuti amici sportivi e amanti del calcio dilettantistico. Claudio Costanzo al campo comunale di Santa Teresa di Riva di Messina vi racconterà Ionica contro Città di Messina, partita valevole per la sesta giornata del campionato di promozione Girone C. Entrambe le squadre reduci da una vittoria, la Ionica sul campo del Terme Vigliadore per 2-1 e Città di Messina in casa sul San Biagio. Quindi sarà già, possiamo dire, uno scontro al vertice quest'oggi. Con l'ausilio della nostra grafica, come al solito, andiamo a scoprire le formazioni che quest'oggi scenderanno in campo a gioco per darsi battaglia. Organico al completo per mister Basile, potrà scegliere così i suoi 11 più in forma. Difesa 4 formata da Tiano Bombara, recuperato dopo l'infortunio nella scorsa settimana, che fa coppia con Leo Fragapane sulla sinistra. Centrocampo a 3 completato da Cardia Arena e da Ivan Mancuso nell'inconsueto ruolo di mezzala. Tridente d'attacco pesante formato da Amante, Codagnone e Aricò. Arbitra l'incontro il signor Fabrizio Arcidiacono di Acireale, assistenti Gianmarco Gambino di Catania e Fabio Sirna di Acireale. Spalti gremiti al campo comunale di Santa Teresa in questa soleggiata domenica pomeriggio, che ci dirà chi tra le due squadre ha più voglia di sognare. Città di Messina, capolista solitaria, proverà a farsi sentire quest'oggi in campo. Intanto possiamo passare con l'ausilio delle nostre immagini all'inizio del match. Controlla il cronometro il direttore di gara. Si può partire. Tavilla per la Ionica giocherà questo primo pallone attaccando da destra verso sinistra. La prima occasione subito per Cannata. Qui però bella giocata di Amante sull'auto di sinistra, dà la palla a Fragapane, splendidamente passa in mezzo a due, mette il pallone dentro, prova ad arrivarci a Ricò, che però tiene il pallone vivo. Davide Aricò punta l'avversario, lo salta di netto, si sposta il pallone sul destro, mette dentro, atterrato Codagnone. Subito cocenti proteste per la formazione giallorossa. Non c'era niente per il signor Arcidiacono. Bella comunque l'azione iniziata da Amante. Qui risponde subito Savoca in questa splendida azione sull'auto destro. Savoca va velocissimo verso la porta avversaria, viene atterrato da Fragapane, che si beccherà anche il cartellino giallo. Degli sviluppi della punizione andrà invece Cannata con il numero 9, che va col mancino sulla barriera, colpisce la traversa della porta difesa da Simoni, e poi Tavilla non riesce a ribadire in porta. Subito occasionissima per la Ionica, che ora sta premendo. Altro calcio d'angolo, svetta Monaco, ma centra il palo. Doppio legno della formazione ionica. Poi il pallone allontanato da Ivan Mancuso, all'altro loccio però il Città di Messina, un Fragapane e mette dentro. Pizza la palla al difensore della Ionica, tanto che basta per dar fastidio a Ricò, che però qui splendidamente servito da Cardia, tu per tu col portiere avversario. Si divora il gol dell'1-0. Aveva provato a ipnotizzare Pugliotta con un destro morbido, poi a riscattarsi a Ricò con questo pallone messo dentro per Amante, splendido. Si deve immolare Lombardo, forse si fa pure male il terzino della formazione del mister Moschella. Bellissimo primo tempo, bugiardo il risultato. Qui ci prova ancora la Ionica con Savoca che chiama lo schema, due braccia alzate, vediamo cosa vorrà dire. È un pallone teso sul primo palo, sul quale si deve immolare Simoni. Qualcosa da dire ai suoi. Ancora per mister Basile, assiste a Toni dalla panchina, che ricordiamo nella scorsa partita ha risolto la partita con i gol di Libro e Tiano. Inquadrato anche l'ex della partita Fugazzotto fin qui in panchina. Ci prova intanto Monaco dalla distanza, termina largo il suo destro. Primo tempo che ha visto i padroni di casa più attivi sul piano del gioco, ma fin qui è giusto il pareggio. Terminerà così col duplice fischio di Arcidiacono la prima frazione di gioco dopo un minuto di recupero. Come già detto, qualcosa in più per i padroni di casa in questa prima frazione di gioco. Il Città di Messina si è comunque difeso con ordine, cercando di sfruttare le proprie individualità in ripartenza. Torniamo intanto con l'ausilio delle nostre immagini in campo per la seconda frazione di gioco. A colloquio i giocatori e il presidente Lorè, che proveranno ora a spingere per far loro i 3 punti quest'oggi. Batte dietro Aricò subito per Arena, che lancia in avanti Codagnone. Amante può puntare l'avversario, atterrato, subito calcio di punizione in zona offensiva per il Città di Messina. Gli sviluppi è lo stesso, si alza un campanile sul quale si avventa Mancuso, mette dentro e Leo non riesce nella deviazione da 2 passi.
Vediamo intanto anche combattere il capitano del Città di Messina, Domenico Bombara, con un'evidente fasciatura e sanguinante al volto. Qui intanto Cardia colpisce la traversa, aveva bruciato l'avversario sul primo palo, riapprezziamolo. Sul cross diamante si dispera l'ex Gia Virtus, che è andato a un passo dal gol del vantaggio. Qui intanto Davilla lascia sul posto Leo, entra in area Davilla, serve Cannata che stoppa il pallone, temporeggia un po' troppo, torna su di lui i difensori avversari e poi allarga troppo il mancino. Ha avuto l'occasione anche Cannata, partita molto accesa e piacevole quest'oggi. Qui Amante ancora una volta va via sull'auto di sinistra, mette dentro Codagnone, manca anche lui l'appuntamento col gol, il giovane classe 97. Altra occasione in Città di Messina, palla dentro, finisce per Leo che mette dentro, allontana la difesa della Ionica. Primo cambio intanto per mister Basile, entra Gigi Galletta, fuori Codagnone, dall'altro lato invece entra Macchiafava per Tavilla, quando è il 64esimo minuto di gioco. La Ionica che subito questa occasione proprio con Marchiafava che col mancino a tu per tu con Simone manda largo. Ha avuto dopo 0 secondi dal suo ingresso in campo subito una grande occasione in classe 99. Qui intanto la palla è dentro per Monaco che mette in porta a gioco fermo, ravvisato fuori gioco dall'assistente. Potremo rivedere con l'ausilio delle nostre telecamere che era partito nettamente dietro il numero 11 della Ionica. Qui Arena, splendido lancio intanto per Galletta, deve uscire di testa Gugliotta, puntuale. Altro cambio intanto in casa Ionica, entra l'ex Davide Fugazzotto, Città di Messina. Qui intanto Bombara nel tentativo di intervento procura un danno alla spalla a Cannata, pronti però gli ausili dei medici a bordo campo. Altro cambio intanto per mister Basile, fuori Fragapane per problemi fisici, dentro Iovine, passerà a sinistra. Intanto Loria mette dentro questo pallone sul quale Monaco forse ha avuto l'ultima occasione della partita. Allontanato anche nel finale mister Basile, terminerà così con Arena che prova ad allargare questo pallone per un proprio compagno che mette dentro Murato. Triplice fischio di Arcidiacono che sancisce la fine dell'incontro. 1-0-0, bugiardo nel risultato perché è stata una partita molto accesa tra due belle squadre che a nostra impressione siamo sicuri potranno fare benissimo in questo campionato. E allora da Claudio Costanzo per le telecamere della Wii Sport è tutto, vi ringraziamo, alla prossima, sfondate il tasto mi piace.